Dio ci ha tanto amato che ha voluto donarci il suo Figlio. Noi vogliamo accoglierlo oggi, proclamando che è Lui il Messia, il Salvatore degli uomini. In questa Quaresima l'abbiamo visto partire per il deserto, salire sul monte della Trasfigurazione, incontrare la Samaritana, aprire gli occhi al cieco nato e richiamare Lazzaro alla vita. Ora lo seguiamo nella sua ultima tappa, quella che lo condurrà dall'ingresso trionfale a Gerusalemme alla morte sul Calvario, dalle tenebre della morte alla luce della Pasqua. Accogliamo la processione d'ingresso acclamando Osanna al figlio di David. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor. Apritevi o porte eterne, avanzi il Re della gloria, adori in cielo e terra l'eterno suo poter. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor. O monti stillate dolcezza, il Re d'amor s'avvicina, si dona pane vivo e offre pace al cuor. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra a Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Accresci, o Dio, la fede di chi spera in te e concedi a noi, tuoi fedeli, che rechiamo questi rami in onore di Cristo trionfante,
di rimanere uniti a Lui per portare frutti di opere buone, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Olivi, Gesù mandò 2 discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi darà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami degli alberi e li stendevano lungo la strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù Re e Signore e avviamoci in pace. Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Sion.
Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Sion, Hosanna, 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 Filio David. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra la sua parola e il suo messaggio corre veloce. Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Sion, Hosanna, 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 Filio David. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Mio Dio, perché mi hai abbandonato?
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, solcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori, hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente. Gloria a te, Signore. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Gloria a Cristo, eterna del Dio vivente. Gloria a te, Signore. Passione di nostro Signore Gesù Cristo
secondo Matteo. In quel tempo uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: Quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: Dove vuoi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: Andate in città da un tale e ditegli: il Maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i 12. Mentre mangiavano, disse: In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli. Sono forse io, Signore? Ed egli rispose: Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose: Tu l'hai detto. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie, lo diede loro, dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: Questa notte per tutti voi sarà motivo di scandalo. Sta scritto, infatti, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù: In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli rispose: Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: Sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati.
e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò, dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: Salve, Rabbì. E lo baciò. E Gesù gli disse: Amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono 2 che affermarono: Costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Tu l'hai detto, gli rispose Gesù. Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote
si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che ve ne pare? E quelli risposero: È reo di morte. allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono, dicendo: Fai profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito? Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: Anche tu eri con Gesù, il Galileo. ma egli negò davanti a tutti, dicendo: Non capisco che cosa dici. mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: Costui era con Gesù, il Nazareno. ma egli negò di nuovo, giurando. Non conosco quell'uomo. Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: È vero, anche tu sei uno di loro. Infatti il tuo accento ti tradisce. allora egli cominciò a imprecare e a giurare. Non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: Ho peccato perché ho tradito sangue innocente. ma quelli dissero: A noi che importa? Pensaci tu. egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: Non è lecito metterle nel tesoro perché sono prezzo di sangue. tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia. E presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò, dicendo: Sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: Tu lo dici. e mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: Non senti quante testimonianze portano contro di te? ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata, Pilato disse: Chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù,
chiamato Cristo? Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi? Quelli risposero: Barabba. Chiese loro Pilato: ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Ed egli disse: ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte: sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora rimise in libertà per loro Barabba e dopo averlo fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei! Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: Costui è Gesù, il Re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocifissi 2 ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio e in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei il figlio di Dio e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso? È il Re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono il figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio,
perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. e subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: Davvero costui era figlio di Dio. vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al 3° giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: Avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. Essi andarono e per rendere sicura la tomba sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Non occorrerebbero molti commenti
basterebbe ascoltare dentro il nostro cuore, facendo memoria delle parole che abbiamo sentito sia nelle prime letture, Isaia, San Paolo, sia in modo speciale del Vangelo di Matteo che ci racconta la passione e morte di Gesù. Potrebbe essere utile in questi giorni di forzata chiusura in casa riprendere in mano un Vangelo, una Bibbia, trovare i capitoli in cui Matteo ci racconta quello che abbiamo appena ascoltato, per aiutarci ad avere i giusti atteggiamenti per continuare la nostra meditazione, il nostro ascolto e la nostra preghiera su questi brani del Vangelo. Mi sono soffermato su alcuni brevi testi di grandi santi che ci suggeriscono l'atteggiamento giusto di fronte alla passione del Signore. Sant'Agostino, in un brano che non avevo mai trovato e visto in questi giorni, diceva che vale di più una sola lacrima sparsa meditando sulla passione di Cristo che un pellegrinaggio sino a Gerusalemme o un anno di digiuno a pane ed acqua. È una frase che ha una sua profonda verità. Il Signore Gesù ha patito tanto affinché noi potessimo ritornare a fissare il nostro sguardo, la nostra mente, il nostro cuore su questa sua passione. Una passione che ci dà molto a pensare. E pensandovi non è possibile rimanere indifferenti. Non è possibile non rimanere toccati e infiammati dal suo amore divino. Forse Gesù è amato da pochi e forse noi stessi non lo amiamo a sufficienza perché pochi o poche volte sono quelle in cui consideriamo attentamente le pene che Egli ha patito per noi. Ma chi le considera spesso non può vivere senza Gesù. Si sentirà talmente stringere dal suo amore che non gli sarà possibile resistere e non amare un Dio così appassionato per l'intera umanità e per ogni singolo uomo che ha affrontato una passione dolorosa fino alla morte, per comunicarci il suo amore e perché noi possiamo aprirci ad accoglierlo e a corrispondervi. Accoglierlo, questo amore, e corrispondervi. Ecco l'essenziale. San Francesco d'Assisi, un altro grande santo, piangeva, ho trovato scritto, piangeva nel meditare le sofferenze di Gesù Cristo. E una volta mentre lacrimava gli viene chiesto che problema avesse. E gli rispose che piangeva per i dolori e gli affronti dati al Signore e si dispiaceva nel vedere gli uomini ingrati che non l'amano e non lo pensano. Il racconto della passione e morte, secondo il Vangelo di Matteo, che abbiamo appena ascoltato, ci offre questa possibilità di ascoltare, di pensare, di lasciarci toccare la mente e il cuore dall'amore del Signore che si manifesta e si dona a noi attraverso questa vicenda e di corrispondervi. Cosa ha fatto Cristo per me? E cosa faccio io per Lui? Si chiedeva Sant'Ignazio di Loyola, ma dobbiamo chiedercelo tutti. E concludo con una bella espressione di un altro grande santo, Sant'Alfonso de Liguori.
Sulle piaghe di Gesù io faccio le mie povere meditazioni, al fine di ritrovarmi, per quando sarà giunta l'ora estrema di mia vita, occupato a tenere davanti agli occhi miei Gesù crocifisso, che è tutta la mia speranza. E così spero di avere allora la sorte di ispirare l'anima mia nelle sue mani. Credo, Signore, amen. Credo, Signore, amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo, Signore, amen. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo, Signore, amen. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Credo, Signore, amen. Fratelli e sorelle, dopo aver ascoltato con commozione e gratitudine il racconto della passione di Gesù, presentiamo con umiltà le sofferenze del tempo presente a Dio nostro Padre. Preghiamo insieme e diciamo: salva il tuo popolo, o Signore. Salva il tuo popolo, o Signore. Per la Chiesa di Dio, nonostante l'impossibilità a partecipare alla liturgia, ogni battezzato in questo tempo difficile tenga accesa la lampada della fede, alimentandola con la preghiera personale e familiare. Preghiamo. Salva il tuo popolo, o Signore. Per tutte le persone ammalate, specialmente per gli affetti da coronavirus, il Signore li aiuti a portare la croce e ad affrontare il calvario della malattia, sempre con la speranza della guarigione nel tempo e della salvezza nell'eternità. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per i familiari che condividono le sofferenze dei malati e per quanti piangono la scomparsa di una persona cara,
l'unione alle sofferenze di Cristo, meditate in questi giorni, possa donare loro aiuto e consolazione. Preghiamo. Salva il tuo popolo, o Signore. Per i medici, gli infermieri, il personale ospedaliero che soprattutto in questi giorni si prendono cura in modo eroico dei pazienti, e per gli scienziati e i ricercatori che si impegnano per scoprire nuove cure ed alleviare le sofferenze dei fratelli. Il Signore ricompensi in questa vita e nell'eternità quanti fanno del bene al prossimo. Preghiamo. Salva il tuo popolo, o Signore. Per i danni morali ed economici che questa epidemia sta provocando, perché il Signore ispiri le scelte dei governanti in questo momento delicato per il nostro popolo e a tutti dia la forza per ripartire una volta passata la tempesta. Preghiamo. Salva il tuo popolo, o Signore. Affidiamo a Dio nostro Padre tutti i nostri fratelli e sorelle che sono morti, come abbiamo già ricordato, ma facciamolo ancora, per il coronavirus. In modo particolare ricordiamo un nostro confratello, Don Corrado Forest, parroco di Tempio di Ormelle, che ci ha lasciati. Per tutti chiediamo la consolazione e la risurrezione. Preghiamo. Salva il tuo popolo, o Signore. Ascolta, o Padre, la preghiera del tuo popolo che celebra la passione del tuo Figlio. Fa che dopo averlo acclamato nel giorno dell'esultanza, sappiamo seguirlo con la fedeltà dell'amore nell'ora oscura e vivificante della croce, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore dolce volto di pena e di dolore, o volto pien di luce, colpito per amor, avvolto nell'amor, Dell'uomo lo presentiamo a te perché perduto sei per noi. Accogli il nostro pianto, o nostro Salvatore. Nell'ombra della morte resistere non puoi, o Verbo nostro Dio, in croce sei per noi. Nell'ora del dolore ci rivolgiamo a te. Accogli il nostro pianto, o nostro Salvatore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma l'ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e consegnandosi ad un'ingiusta condanna portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o salvaci.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, doni a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Proponiamo a tutti coloro che ci seguono attraverso le frequenze della Tenda TV di unirsi alla celebrazione anche attraverso la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Mistero della cena è il corpo di Gesù. Mistero della croce è il sangue di Gesù. Questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. Mistero della pace è il sangue di Gesù. Il pane che mangiamo, fratelli, ci farà intorno a questo altare l'amore crescerà. Preghiamo.
O Padre che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di concludere con la solenne benedizione, voglio dare un saluto a tutti coloro che ci hanno seguiti attraverso le frequenze di Tenda TV e di Telechiara. Sarà così anche per questa settimana, cari fratelli e sorelle. Tuttavia le possibilità non mancano, sia quelle che verranno irradiate da qui, dalla cattedrale, attraverso Tenda TV e Telechiara, che ringrazio di cuore, sia quelle che tante parrocchie diffondono in vario modo per i loro fedeli, sia quelle che vengono trasmesse dalla RAI, che riguardano le liturgie del Papa Francesco. Le occasioni, ripeto, non mancano, il tempo non dovrebbe esserci di difetto, perché forse ne abbiamo anche troppo nelle nostre case, costretti a rimanervi. Approfittiamo di queste occasioni per vivere bene questa settimana santa, bene come è possibile, ma anche in queste circostanze e da queste circostanze può nascere un germoglio di rinnovata fede, di ritrovamento dell'incontro con il Signore, di desiderio di vivere la relazione con Lui. Io mi auguro che questo avvenga e che la celebrazione della Pasqua di quest'anno non sia una caduta della nostra fede, ma, per così dire paradossalmente, una crescita, un rinvigorimento di essa, grazie al dono dello Spirito che ci sostiene e mai ci abbandona. Ricordo oggi pomeriggio alle 16:30, alle 4:30, attraverso le frequenze di Tenda TV sarà trasmesso il Vespero della Domenica delle Palme dal convento dei frati francescani qui a Vittorio Veneto. Ricordo anche la irradiazione diocesana della liturgia penitenziale comune che faremo mercoledì santo 8 di aprile alle 6 di sera, alle ore 18, attraverso cui saremo aiutati a vivere l'incontro con il perdono e la riconciliazione del Padre. Il Signore sia con voi. Dio, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Amen. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate aver parte alla sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, nel nome del Signore. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, Dio crocifisso, stendi le braccia, apri il tuo cuore, quelli che piangono sono beati, solo in te pace e unità. Amen Maranatha. Gloria a te,
Cristo Gesù, oggi e sempre.